Assessore, il gioco d'azzardo patologico è un fenomeno in crescita. Il messaggio importante che lanciamo oggi è quello appunto dell'emersione del fenomeno. È un fenomeno sommerso. I nostri servizi hanno in trattamento 500 persone e tra condizioni patologiche conclamate e a rischio stiamo parlando di migliaia e migliaia di persone. Cioè, viaggiamo da stime che potrebbero raggiungere le 30.000 unità rispetto alla condizione patologica che ne raggiunge 18.000. Quindi stiamo parlando di un fenomeno che in questa regione spende 1 miliardo di euro all'anno. Quindi è chiaro che è un fenomeno pericolosissimo, è un fenomeno che paradossalmente genera anche attività economica, in particolare nei piccoli centri, dove purtroppo queste attrezzature consentono anche la sostenibilità dell'attività di impresa, però noi non possiamo non tenere conto che il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo colpisce molti cittadini di questa regione e colpisce ed è un pericolo soprattutto per i giovani. Da qui l'attività di prevenzione della regione nei confronti dei formatori, delle scuole, delle famiglie e dei servizi con i quali noi dobbiamo cercare di fronteggiare il fenomeno e soprattutto, come diceva lei, riuscire a farlo emergere, perché se non lo conosci non sei in grado di intervenire. Numero verde 855 88 22.